I 400.000 euro per l'operazione del piccolo Joe sono sempre più vicini, di ora in ora. Oggi raggiunta quota 238.000 euro. Via via, una goccia dopo l'altra, si sta facendo un mare di solidarietà e di speranza, perché solo grazie a voi telespettatori il sogno di vedere il nostro cucciolo di guerriero correre e giocare come i suoi coetanei diventerà realtà. Ne siete convinti voi che avete spalancato il cuore a questa famiglia di Piazzola sul Brenta, che con risolutezza, con forza, ma sempre con umiltà ha chiesto aiuto. Un esempio di fratellanza, di comunità che cozza, e per fortuna diciamo noi, con tutto quell'individualismo diffuso di cui non si fa altro che parlare. Ebbene, ogni giorno noi stiamo dando due belle notizie. La prima, quella della cifra, sempre più vicina ai 400.000 euro per l'intervento in Florida. La seconda, quella che ci sono tantissime belle persone, tutti voi che avete aperto le braccia a questo bimbo di 2 anni e poco più, alla sua mamma, al suo papà, alla sorellina, voi che avete accolto l'accorato appello lanciato attraverso le telecamere del gruppo Made Nord-Est. Continuiamo allora insieme, cari telespettatori, questo splendido cammino mano nella mano.